Con il presidente del Panathlon Sassari, Marcello Sassu, a presentare un qualcosa di cui si era discusso e si è discusso per tanto tempo. Il ruolo, quello vero, che dovrebbe mantenere un genitore nell'accompagnare il proprio figlio nell'attività sportiva. È un po' un insegnamento di vita perché può essere mutuato per altri campi proprio della nostra esistenza. Marcello. Sì, per noi è un impegno internazionale questo di portare avanti dei principi che sono stati sottoscritti dal Panathlon e dal Comitato Internazionale Olimpico in coincidenza anche con l'anno della difesa del ragazzo nello sport. Non sono nient'altro che dei principi, come si può dire, di sana crescita nello sport, tra questi principi c'è proprio il dovere dei genitori nell'accompagnare non solo fisicamente ma proprio moralmente i ragazzi a fare un percorso di crescita nello sport che li porterà a diventare anche non solo atleti ma si auspica di buoni cittadini. Perché? Perché l'insegnamento è quello del rispetto, a partire dal rispetto di se stessi, il rispetto dei compagni, il rispetto dell'allenatore e il rispetto delle regole in generale, che poi è fondamentale nell'ambito della società per poter essere, appunto, come dicevo prima, dei bravi cittadini. Una cosa importante, e credo di poterlo ribadire, è uno dei temi caldi, nel senso che talune volte si assistono a delle cose abbastanza incresciose, nel senso che i ragazzi devono imparare in primis a divertirsi. È chiaro che ci sarà sempre un vincitore e un vinto, però il rispetto dell'avversario credo che sia alla base di tutto. La linea guida del Panathlon, mi pare di capire, leggere in mezzo alle righe, è proprio questa. Ecco, appunto colgo l'occasione perché è un momento di riflessione importante. Spesso si insegna che la vittoria dà una gioia immensa e questo è vero, però come nella vita, e non voglio dare insegnamenti retorici, anche nello sport è più facile perdere che vincere, o meglio, si perde più spesso di quanto non si vinca. E allora bisogna dare questo insegnamento ai ragazzi durante il loro periodo di crescita nella società sportiva, che la vittoria naturalmente si partecipa per vincere, per avere soddisfazioni dal lavoro che si è fatto negli allenamenti, nelle giornate di sacrificio. Però la sconfitta deve insegnare una cosa che anche nella vita serve. Si cade e ci si rialza con l'insegnamento che bisogna evitare gli errori che eventualmente si sono commessi e cercando di fare meglio. Questi sono degli insegnamenti semplici, a volte anche banali, ma sono fondamentali per una crescita sana. E voglio aggiungere un'ultima cosa. A volte anche i genitori che sono, diciamo, per bene, in tutti i sensi, amorevoli, è facile trovarli abbarbicati in una rete di un campo di calcio o in una tribuna di un palazzetto. Si comportano in modo come se fossero Dr. Jekyll e Mr. Hyde, cioè in modo orribile nei confronti dei ragazzi, anche dei figli stessi, con improperi, brutte parole, offese. E questo è veramente quello che noi stiamo cercando di estirpare. Speriamo che il nostro piccolo contributo che cerchiamo di portare avanti con queste iniziative arrivi ai genitori, alle società sportive e ai ragazzi.